L'Ordine Provinciale degli Architetti di Agrigento e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo Agrigento hanno allestito e inaugurato a Favara alcune mostre sul tema della rigenerazione urbana sostenibile. Al Castello Chiaramonte, nei cortili della Pharma Cultural Park, in piazza Cavour, nei locali del Quid Vicolo Luna. E oggi, ancora al Castello, sono stati impegnati in un dibattito sullo stesso tema, con esperti del settore. Le interviste di Irene Milisenda. 2 giorni importanti a Favara per parlare di rigenerazione urbana. Quanto è importante e fondamentale questo tema? Credo che sia importante per Favara, ma per tutta la comunità agrigentina. Ieri abbiamo tapezzato la città di Favara di architettura, abbiamo installato mostre in piazza Cavour, alla Pharma, abbiamo installato mostre alla Quid Vicolo Luna, nelle sale del castello. Insomma, abbiamo trasformato una città in una sorta di galleria di architettura contemporanea, un'architettura contemporanea che si ispira alla rigenerazione sostenibile. Oggi proprio la rigenerazione è il tema del convegno e avremo la fortuna di poterci confrontare con esperti di caratura internazionale come Mario Cucinella, come Oriol Capdevila. Non mancano anche rappresentanti autorevoli del mondo accademico come il professore Carta, il professore Ciacia, così come non manca anche i rappresentanti della Regione, con il vicepresidente della Regione Mariella Lobello e il direttore generale del Dipartimento Urbanistica. E poi devo dire che c'è anche un'ampissima rappresentanza del sistema ordinistico, c'è il Consiglio nazionale, la Consulta regionale e l'Ordine provinciale degli architetti. Quindi noi chiuderemo la giornata con un documento che costituirà il nostro contributo affinché queste politiche di rigenerazione urbana di cui si parla da tanto possono essere finalmente concretizzate. Davvero un successo straordinario, a riprova della grande sensibilità che la società, l'opinione pubblica ha nei confronti del tema che abbiamo voluto proporre. Ieri alla presentazione delle mostre sul tema rigenerazione urbana abbiamo registrato oltre 500 persone. Oggi abbiamo iniziato allo stesso modo con una sala del castello gremita di gente e dunque non possiamo che essere soddisfatti per come sta andando questi 2 giorni, che sta vedendo a Favara l'intervento di studiosi del mondo accademico, del mondo della rigenerazione di chiara fama come Mario Cucinella, Oriol Capdevila, insomma, e tanti esponenti del mondo accademico, del mondo istituzionale, della politica locale e regionale. Per cui un momento di riflessione, un'occasione di confronto per individuare politiche efficaci di riqualificazione urbana sostenibile. Cosa fare affinché le città diventino sempre più sostenibili? Fare le cose bene. Questa è la definizione più chiara, diciamo, no? Sapere cosa crediamo che dobbiamo fare la scelta amministrativa per farla portare avanti, cercare la meglio impiegazione, diciamo, dei cittadini all'ora di prendere decisione per fare praticamente le nostre città a misura di chi la abita e chi la sfrutta, e dopo cercare i meglio progettisti che tengano una vocazione di pensare nel collettivo, non pensare nel proprio, e che non siano messi dietro da nessun tipo di interesse economico. C'è parte dell'Europa che per diversi motivi hanno spuntato di più rispetto a queste cose. Io penso che sicuramente le cose che voi italiani siete trovati è un sistema, diciamo, legale amministrativo che è troppo preventivo, diciamo, che blocca prima di lasciar fare. Quando questo si risolva sicuramente si risolveranno tanti problemi. Un modello chiaro che cosa è successo qua è a Favara, diciamo, no? Che cose che cominciano come provvisori e come sviluppo di grandi idee stanno diventando realtà che possono diventare il motore di crescita e sviluppo di questa città. Ci vuole una condivisione a livello sociale, la comprensione dei bisogni, ascoltare le persone, i loro bisogni nelle città per migliorare la loro condizione di vita. Alla fine le città sono
sono i luoghi della nostra vita, dobbiamo assolutamente trovare un modo per renderle migliori, quindi le politiche stanno cominciando a esserci, ci vuole però un impegno anche dei singoli, perché a forza di pensare che qualcuno deciderà per noi ci siamo dimenticati che in realtà le città le abbiamo fatte noi, non le ha fatte una norma, no? Quindi è un momento interessante, un momento in cui il governo anche ha messo sul tavolo 2 miliardi di euro per incentivare la rigenerazione urbana, quindi il recupero degli edifici, progetti di visione, e però questo deve essere solo il volano perché iniziative come per esempio quella di Favara, che è un esempio straordinario di come senza l'incentivo di nessuno è partita una rigenerazione che ha comunque cambiato la percezione di un luogo, no? Con un piccolo gesto è cambiata l'idea di una città.